Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Elezioni, si vota per il Parlamento europeo e per eleggere 37 sindaci in Sicilia. Basta l'affluenza alle urne. Il presidente Mattarella ha votato a Palermo. È arrivato il grande caldo nelle zone interne, picchi fino a 40 gradi. Si cerca refrigerio con i primi tuffi. A Catania aperti solarium e spiagge libere. Marito e moglie in moto muoiono in un incidente stradale sulla Ragusa Modica. Altro incidente sulla A18, la vittima è un uomo di 46 anni. Ancora emergenze rifiuti a Palermo, la spazzatura invade le strade, si temono nuovi roghi. Paziente va in escandescenza e danneggia il triage del pronto soccorso di Villa Sofia a Palermo. Strage di Casteldaccia, per i periti 5 operai non morirono per un cedimento strutturale ma per un errore umano. La relazione verrà consegnata in agosto. Nino Frassi e Etna Comics per presentare il suo nuovo film 30 anni di meno, la mia carriera grazie a Renzo Arbore. Calcio, un passo dall'ufficializzazione del nuovo tecnico, il Catania guarda al mercato. A Messina si lavora per definire l'accordo con Giacomo Modica. Il Trapani, dopo la promozione in C e la vittoria in Coppa, insegue lo scudetto della D. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha votato per le europee nel seggio dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII in via Rutelli a Palermo. Il Presidente ha stretto le mani agli scrutatori e ai presidenti e tutti i presenti lo hanno salutato con un applauso. Si vota fino alle 23 per scegliere 76 membri italiani del Parlamento europeo e in Sicilia anche per eleggere 37 sindaci. Alle 12 aveva votato il 17,82% degli elettori, su una media nazionale che invece si attesta al 24%. Sembra vincere un po' ovunque l'astensionismo. Intanto in Sicilia è esplosa l'estate con temperature roventi e spiagge prese d'assalto. Si registrano nelle zone interne anche punte fino a 40 gradi. Siamo stati a Fontanebianche, uno dei più bei litorali del Siracusano, con Francesco Aloi. C'è tanta allegria? Sì. Primo bagno? No, è il terzo, quarto. In Sicilia è esplosa l'estate. Sul calendario bisognerà attendere ancora un po', ma in realtà qui è già arrivata. Certo, assolutamente sì. In Sicilia almeno questo ce lo possiamo permettere, no? Mentre la temperatura si alza, il sole forte riflette sulle acque di Fontane Bianche. Siamo in una delle spiagge più amate da siracusani e turisti. Lavoro all'estero e ci troviamo qua in ferie e si sta veramente da Dio. L'aspettavamo e adesso è arrivata l'ora di prenderci un po' di sole. Il mare per fortuna c'è, un alleato contro il forte caldo. Chi può viene qui e ne approfitta per trovare refrigerio e, perché no, rilassarsi un po'. Ci rilassiamo un po' sotto l'ombrellone. Un tuffo, un po' di divertimento e la domenica siciliana è completa. Un po' di sport anche in spiaggia. Sì, assolutamente. Con questa bella giornata ci vuole. Secondo gli esperti, l'anticiclone afro-mediterraneo durerà almeno fino a domani. Nell'entroterra le temperature potrebbero sfiorare anche i 40 gradi, qualcosa in meno invece lungo i litorali. Poi nel prossimo weekend ancora caldo. Una doccia fredda con questo caldo è quello che ci vuole. Per forza, perché non si può stare comunque al sole. Intanto qui si respira una bella aria di relax. E anche Catania decolla la stagione balneare, aperte le spiagge libere della Playa e il solarium di Piazza Europa, già frequentato dagli amanti della Tintarella. Tonino De Mana. La voglia di mare è tanta e di crogiolarsi al sole ancor di più. Decolla a Catania la stagione balneare che vede già aperte le spiagge libere della Playa e la piattaforma di Piazza Sciascia. Di buon mattino gli amanti della Tintarella scoprono così il solarium di fronte a Piazza Europa, aperto con grande anticipo rispetto al passato, anche se non manca qualche criticità. Ferri sporgenti e in parte arrugginiti rappresentano un pericolo per chi accede in mare, per non contare dell'assenza di 2 scalini nella parte terminale, peraltro senza adeguato passamano. A scendere manca uno scalino e quindi deve una prendere la posizione per scendere. A salire
anche c'è un po' di difficoltà. Ne prende atto l'assessore al mare Guzzardi. Già questo è stato segnalato alla ditta che ha costruito il solarium e verranno prese le correzioni idonee già da lunedì mattina. In attesa dei ritocchi e dell'area ristoro che dovrebbe aprire tra domani e martedì, i catanesi si godono il solarium ed approvano. L'ho trovato bellissimo e completo, diciamo. Alla fine non manca niente, le docce sono anche bellissime, messe bene. Quando non vado fuori vengo sempre dai solarium. È una cosa che il Comune di Catania ha fatto bene. E sabato prossimo, intoppi permettendo, sarà inaugurato anche il solarium del Nautico. Siamo pronti, stanno lavorando in modo incessante, tutta la ditta che ringraziamo e anche l'assessorato al mare. Naturalmente bisogna dirlo, bisogna ringraziare sia le ditte che hanno effettuato i lavori, ma soprattutto ringraziare anche la tassa di soggiorno e quindi le migliaia di turisti che vengono in città, che ci danno la possibilità di rinforzare i servizi soprattutto sul mare. A margine segnaliamo i soliti incivili che dopo poche ore dall'apertura della piattaforma di Piazza Sciascia hanno danneggiato la copertura della postazione riservata al salvataggio. Non è certo un bel inizio. E passiamo adesso alla cronaca. C'è stato un incidente mortale nel Ragusano. A perdere la vita una coppia di coniugi a bordo di una moto. Simona Mazzone. Tornavano da una serata trascorsa a Scicli con gli amici a bordo della loro moto Giovanni Cascone, 57 anni, e Angela Polizzi, 53, entrambi residenti a Ragusa, lei originaria di Ramacca nel Catanese. I coniugi che sabato notte hanno perso la vita in un tragico incidente avvenuto sulla strada che collega Ragusa a Modica, poco dopo il Ponte Costanzo. Per cause in corso di accertamento, il mezzo a due ruote con a bordo marito e moglie si è scontrato con una Renault Clio guidata da una 28enne di Modica, che è rimasta ferita nell'impatto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi necessari e cercare di ricostruire l'esatta dinamica, mentre i vigili del fuoco sono stati chiamati per prestare soccorso e mettere in sicurezza l'area. Secondo le prime ricostruzioni sembra che l'impatto tra la moto e l'auto sia stato particolarmente violento, ma al momento non sono ancora chiare le responsabilità dei conducenti. Per i due motociclisti, entrambi docenti di musica, purtroppo non c'è stato nulla da fare, mentre la giovane ha riportato alcune fratture e si trova ricoverata all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. C'è stato un altro incidente sulla A18, la Messina-Catania, in cui ha perso la vita un uomo di 46 anni, Salvatore Papa. Lo scontro, che ha coinvolto due veicoli, è avvenuto intorno alle 2:30 sulla corsia di decelerazione dello svincolo di Acireale. Andiamo adesso a Palermo, dove è ancora emergenza rifiuti, con strade e marciapiedi letteralmente invasi dall'immondizia. Marco Gullà. Puntualmente, con l'arrivo dell'estate, tra l'altro non ancora ufficiale, torna l'emergenza rifiuti a Palermo. Anche stamattina la situazione dei giorni scorsi non è cambiata in diversi quartieri della città. Tutti i cassonetti di via Town del Rivel e della via Miraglio Nicastro, strade che perimetrano la caserma Cascino dell'Esercito, straboccano di sacchetti che invadono anche le strade. Stessa situazione anche in via Guido Jung, traversa di via Miraglio Rizzo e in via Lanza di Scalea allo Zen. Ma le cose non cambiano in altre zone della città, come per esempio alla Zisa e a Borgo Nuovo, dove il rischio che qualcuno dia fuoco ai cassonetti, come già avvenuto, resta molto alto. Non mancano infatti i roghi appiccati dai residenti nella notte, esausti per la costante sopravvivenza, assieme all'immondizia che invade strade e marciapiedi, e poi resistono le discariche a cielo aperto con rifiuti di ogni genere che traboccano dai cassonetti stracolmi. Un film visto e rivisto. 11 incendi sono divampati in Sicilia, i forestali e i vigili del fuoco sono stati impegnati con interventi in varie province, da Caltanissetta, Catania, Messina e 2 nelle Siracusano. Mentre a Palermo a fuoco è andato un fast food, c'è una giovane intossicata, l'incendio è divampato nei pressi della rotonda di Via Belgio, le fiamme sarebbero partite nella zona delle cucine provocando un'alta colonna di fumo. I sanitari hanno soccorso una giovane che è rimasta intossicata dal fumo. Nuova aggressione in un ospedale a Palermo, un paziente dà in escandescenze e distrugge la sala delle triage del pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia, prima di essere bloccato dalla polizia. Manlio Viola.
Nuova aggressione in un ospedale di Palermo. Un paziente in attesa improvvisamente ha dato in escandescenze e ha danneggiato il triage dell'ospedale Villa Sofia. L'uomo ha gettato a terra il computer e la stampante della stanza, ha rovesciato la barella e sparso per il pavimento gli strumenti utilizzati dai sanitari per il primo soccorso e la valutazione del caso. Dopo l'esplosione di rabbia sfogata sugli oggetti, solo la prontezza degli impiegati di sicurezza dell'ospedale avrebbe evitato che l'aggressione continuasse ai danni dell'infermiere addetto al triage, secondo quanto raccontato dai testimoni. Sul posto poco dopo sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno bloccato il paziente in escandescenze, che adesso rischia la denuncia per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. I danni alla sala triage hanno rallentato le operazioni di pronto soccorso e complicato le già non semplici condizioni proprio del pronto soccorso di Villa Sofia, che è uno dei più frequentati della città, spesso con lunghe attese per i soccorsi meno urgenti. L'ultima aggressione del genere di cui si è a conoscenza è avvenuta nemmeno 2 settimane fa in un altro pronto soccorso palermitano, quello dell'ospedale civico. Nessun cedimento strutturale, ma un errore umano dietro l'incidente sul lavoro a Casteldaccia costato la vita a 5 operai. Ad affermarlo i periti incaricati dalla Procura di Termini Imerese. Nessun malfunzionamento o cedimento delle strutture, solo un tragico errore, risultato fatale per i 5 operai. I periti della Procura di Termini Imerese che indagano sulla strage sono prossimi a concludere il loro lavoro e stanno predisponendo la relazione nella quale si ricostruisce la tragedia di Casteldaccia, costata la vita a Epifanio Alsazia, Giuseppe Miraglia, Roberto Raneri, Ignazio Giordano e Giuseppe La Barbera, morti soffocati dalle esalazioni velenose dell'idrogeno solforato durante un'operazione di spurgo di un tratto della condotta fognaria. Il drammatico incidente si sarebbe consumato nell'arco di pochi secondi, pochi minuti prima delle 13:30 del 6 maggio scorso. Secondo quanto scrivono nella bozza della relazione che dovranno consegnare entro agosto ai magistrati, la cisterna interrata è passata da una condizione di sicurezza con i liquami e l'idrogeno solforato all'interno del sistema a tenuta stagna di tubazioni e pompe dell'impianto di sollevamento ad un ambiente improvvisamente saturo di gas velenoso e con 80 centimetri di acque nere sul fondo della vasca. Nell'arco di pochi secondi è avvenuto tutto, non lasciando scampo ai malcapitati. Un evento improvviso che dalle prime indiscrezioni si è verificato per una o più azioni su diversi elementi dell'impianto. Ma la relazione non è completa perché bisogna risalire intanto a tutta la sequenza di azioni e a chi ha indotto i 5 operai nell'errore fatale. Per i magistrati l'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo e le responsabilità vanno ricostruite nella catena di appalti e subappalti che avrebbe resa incerta proprio la responsabilità, alle quali comunque gli inquirenti sono convinti di poter risalire. A 2 settimane dalla morte dell'architetto palermitano Angelo Onorato ancora non si è riusciti a fare luce su quello che è un vero e proprio mistero e spunta l'ipotesi di un ricatto. Simona Mazzona. È ancora avvolta nel mistero la morte di Angelo Onorato, l'architetto trovato morto in auto a Palermo in Viale Regione Siciliana lo scorso 25 maggio, con una fascetta da elettricista stretta attorno al collo. Continua a sostenere che si tratti di omicidio la moglie dell'uomo, l'europarlamentare Francesca Donato, che lo ha trovato cadavere assieme alla figlia grazie al GPS, mentre da parte degli inquirenti è stata vagliata più volte l'ipotesi del suicidio, anche dopo l'autopsia che ha confermato nessun segno di violenza. Proprio per una serie di circostanze ancora non del tutto chiarite, le indagini si sono concentrate sugli ultimi istanti della vita di Onorato, mentre a distanza di 2 settimane emergono ancora tanti lati oscuri, spunta l'ombra di un ricatto che potrebbe essere contenuto su alcune chat cancellate che si stanno cercando di recuperare attraverso i sofisticati mezzi degli inquirenti. Ci sono troppi elementi che non tornano: il cadavere composto senza segni di colluttazione, una seconda fascetta trovata in terra, la cintura di sicurezza sganciata, gli oggetti in auto al loro posto, la lettera consegnata mesi fa al legale, le persone da incontrare quel sabato mattina, la visita alla madre poche ore prima di morire. Qualcuno tra familiari e amici avanza l'ipotesi di una minaccia o un ricatto che forse soltanto la sua morte ha potuto cancellare e di cui si sta cercando traccia su quelle chat fatte sparire. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con Nino Frassica, ospite in questi giorni di Etna Comics. A tra poco. A Catania, giornata conclusiva di Etna Comics con Nino Frassica, l'attore che ha presentato il suo nuovo film 30 anni di meno, ha raccontato gli inizi della sua carriera legati a Renzo Arbore. Emanuela Corsi.
Comico, cabarettista, attore, conduttore televisivo e radiofonico. Nino Frassica, all'anagrafe Antonino Frassica, messinese di nascita, è uno degli artisti più poliedrici del piccolo schermo italiano. La sua carriera nasce grazie a Renzo Arbore, verso il quale l'attore continua ad avere un grande affetto. Ad Arbore, a Oldoini e altre persone che mi hanno creduto in me, ma non mi hanno raccomandato, non sono mai stato raccomandato, porca puttana. Mi dispiace ma non sono stato mai raccomandato, sono piaciuto a qualcuno che mi ha aiutato. Frassica è uno dei personaggi più amati dal pubblico, soprattutto dai giovani. Molti mi ricordano ancora per le trasmissioni di Arbore, ma sono tutti anziani, quindi avere un pubblico giovane mi fa piacere. Per i giovani che vogliono tentare questa carriera, cosa consigli di fare? Di insistere e di provarci, di non avere paura di sbagliare, perché tanto sbagliare serve per imparare. L'attore a Catania, ospite della giornata conclusiva di Etna Comics, ha presentato il film 30 anni di meno nelle sale dal prossimo 21 agosto, assieme al regista Mauro Graiani e al produttore Roberto Capullo. Ma come che è scomparso? Ce lo siamo perso. Adesso uno perde l'orecchino, uno strapone, una cintura, ma non un uomo, un sessantenne. Dal 2015 Frassica è la spalla televisiva di Fabio Fazio, In che tempo che fa, col quale annuncia tornerà anche nella prossima edizione in autunno. Complimenti a Etna Comics. È decollato ieri alle 17 locali il primo volo diretto Neos che dall'aeroporto JFK di New York è arrivato a Palermo oggi alle 7:20, da dove è ripartito poco dopo alla volta di New York. A questa frequenza settimanale se ne affianca un'altra che vedrà il Boeing prendere il volo ogni lunedì. Si tratta dell'unico volo diretto dalla Sicilia agli Stati Uniti che sarà attivo per l'intera stagione estiva. Ci fermiamo ancora, c'è una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Siamo al calcio, il Catania chiuderà a breve per il tecnico, il nome è sempre quello di Toscano, intanto incominciano a rincorrersi i nomi di giocatori che potrebbero vestire i colori rossazzurri. Marco Carli. Messo un tassello, il direttore sportivo serve l'altro, l'allenatore. Che il nome sia quello di Toscano lo diciamo da giorni, praticamente dal dopo Avellino. Che l'allenatore calabrese abbia un contratto in essere col Cesena per un altro anno dopo aver riportato i romagnoli in B a suon di record e di gol, ma che si va verso la fine del rapporto è l'altra verità. Si attende solo quella più importante di verità, l'ufficializzazione, anche perché nel frattempo si inseguono le voci sugli interessamenti per Toscano. Si è parlato del Bari, poi del Padova e del Vicenza, adesso la novità è la Salernitana, nobile decaduta in B. Anche se nelle ultime ore si registra un nuovo tentativo di inserimento proprio del Bari. Il Catania comunque lì ovviamente lavora per chiudere a breve con il tassello l'allenatore da cui partirà il resto. Incominciano a rincorrersi anche le notizie relative ai giocatori, da valutare ovviamente fra direttore sportivo e nuovo tecnico. Ad esempio da chi si riparte, nomi che circolano da tempo, Castellini, Quaini, Zammarini, forse Cianci, anche Beters, e poi c'è Chiarella, che dipende soprattutto dal sistema di gioco del tecnico. Toscano ad esempio gioca 3 in difese con 2 punte o un attaccante più 2 sottopunte come ha fatto quest'anno a Cesena. Poi c'è una rosa extra large che va comunque sfoltita e gli inserimenti con tanti nomi che circolano. L'ultimo in ordine di tempo è quello del centrocampista del Cerignola Capomaggio, mediano davanti alla difesa. Alcuni giocatori di ritorno dai prestiti saranno poi valutati in ritiro, compreso Ladinetti, che è stato a Taranto nella seconda metà della stagione. E vediamo cosa fanno le altre siciliane della prossima Serie C. Francesco Triolo. C'è chi ancora pensa al campo e chi invece sta cercando di programmare già la prossima stagione. Se il Trapani, infatti, prossima protagonista in Serie C, pensa alla finale scudetto di Serie D, il Messina sta lavorando per gettare le basi tecniche ed organizzative per il nuovo campionato. Iniziando dai trapanesi, la finale scudetto contro il Campobasso è stata fissata per domenica 16 giugno alle 16. La sfida doveva giocarsi sabato 15, ma quel giorno c'è la nazionale in campo contro l'Albania nell'esordio Euro 2024. Cucirsi lo scudetto sul petto sarebbe la ciliegina su una stagione da record per i Granata. Intanto la società si muove anche sul mercato in vista della prossima stagione ed ha messo nel mirino il centrocampista Federico Carraro della Feralpi Salò.
A Messina invece sono giorni di attesa, il presidente Sciotto sta discutendo con il direttore sportivo Domenico Roma e con l'allenatore Giacomo Modica l'eventuale prolungamento del rapporto, ma ancora non c'è nulla di definito perché, anche se entrambe le parti puntano a camminare ancora insieme, ci sarebbe divergenza sulla durata del contratto. La situazione si dovrebbe sbloccare entro la fine della prossima settimana, anche perché poi il presidente Sciotto sarà indisponibile per diversi giorni per motivi personali. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguiti, a tutti una buona serata.